Gomes, che ricordiamolo, nel frattempo la partita è iniziata, ha conquistato 2 coppe del mondo nel 2008 e nel 2012, 7 campionati spagnoli. Il numero 10, Sanchez, fa sua la palla di Cubano. Attenzione, subito incredibile, disattenzione e passa subito in vantaggio il Sainz Milano. Cerca di manovrare l'Atlante Grosseto alla ricerca del pareggio. Attenzione, sposta da sinistra verso destra. Ulloa mette la palla nel mezzo, poi la recupera il Sainz Milano. Azione bellissima di contropiede, la conclusione, il tiro e la respinta di Yagubian. Ancora Atlante Grosseto con Ulloa. Il compagno, la messa nel mezzo, porta sguarnita, Yamul, 1-1 Atlante Grosseto. Ancora il bomber, mare in mano. Atlante in avanti, la formazione di Olanda cerca il gol del vantaggio. Schettino, la conclusione, Solosi si fa trovare pronto sul tiro di Tony Jodas. Formazione di casa, Solosi aspetta un attimo, poi palla lunga, è incredibile la rete splendida di Gomes da Silva, sorprende Yagubian per la rete dell'1-2 dei Saints. Inizia la ripresa, ricordiamolo, Atlante Grosseto 1, Saints Milano 2. Staremo a vedere cosa accadrà, se ci sarà la rimonta della squadra di Mister Olanda. Atlante Grosseto in avanti alla ricerca delle pari. Tony Jodas punta il diretto avversario, si sposta il pallone, poi va alla conclusione. Yamul, palla che sibila il palo alla destra di Solosi. Si rimane sull'1-2. Solosi evita l'angolo, però palla ancora per l'Atlante Grosseto, ancora Yamul, il numero 22, salta secco, punta, rete, 2-2 Atlante, Yamul, doppietta. Rischia molto qui i Saints Milano, che poi riescono in qualche maniera a ripartire. Ulloa, l'1-2, non si capiscono, e allora attenzione, conclusione, Yagubian non si fa sorprendere, si rimane sul 2-2. Ancora Atlante, ancora salta l'uomo, no, non ci riesce, e allora Saints Milano, fase propositiva, conclusione, e c'è la sfortunata autorete, 2-3 Saints. Yagubian con le mani, ancora per Tony Jodas, molto cercato, il numero 10 dei padroni di casa, ancora Tony Jodas, 1-2, Tony Jodas, 3 a pari, che giocata, 1-2 e batte Solosi. Sante Grosseto, Schettino, Yamul, si cercano le giocate del numero 22 dei padroni di casa, ancora Yamul, si cerca lo spazio, la conclusione, Solosi con i piedi, dice di no. Attenzione, Saints Milano perde una palla clamorosa, allora Tony Jodas nel mezzo, Ulloa, 4-3 Atlante, per la prima volta in vantaggio la formazione di casa. Ulloa cerca l'1-2, poi si rifugia, poi Schettino a tu per tu su Solosi, palla che termina fuori, che occasione sprecata. Si riparte con i Saints Milano sotto 4-3, 1-2 è sbagliato e ne approfitta Yamul, 5-3 Atlante Grosseto, tripletta per lui. Saints Milano con il portiere di movimento, rischiano molto, ancora Atlante, palla sanguinosa persa, Gomes, 4-5, la riapre subito la squadra ospite. Ora Atlante, Tony Jodas, Yagubian, manovra ora con più tranquillità la formazione di casa, conclusione incredibilmente fuori di Ulloa. Yagubian
palla messa intercettata. Yamul, deviazione che sorprende il portiere ospite, ancora in gol l'Atlante Grosseto. Senza Milano cercano in qualche maniera di rientrare in partita, porta sguarnita e Yamul ancora in gol, ancora Atlante Grosseto che va a segno. Senza Milano, tiro viene deviato e termina qui il match al Palabombonera di Grosseto. Si conferma il buon momento dell'Atlante tra le mura amica che batte 7-4 un ordinato e coraggio Saints Milano.